Sarà un test di grande importanza per il Mose, quello di venerdì 10 luglio. Per la prima volta in assoluto, tutte le 78 paratoie saranno sollevate in contemporanea, isolando la laguna tramite la chiusura dei 3 varchi di collegamento con il mare. Le bocche di porto a Tre Porti San Nicolò, Malamocco e Chioggia. Per questo motivo arriveranno in laguna anche il Premier Conte e il Ministro delle Infrastrutture De Micheli, oltre al provveditore, il commissario, il presidente Zaia e il sindaco Brugnaro. Non è un'inaugurazione, ha specificato il primo cittadino. Servirà ancora tempo, infatti, per vedere l'opera conclusa, visto che il termine dei lavori è programmato per fine 2021. I comitati contrari alle grandi opere e alle grandi navi hanno annunciato che si autoinviteranno all'evento come portavoce della città degna rimasta inascoltata in questi ultimi 30 anni di corruzione, ritardi e inadeguatezza. Le associazioni capitanati dai No Grandi Navi hanno invitato la cittadinanza a partecipare con le proprie barche in mattinata.